questi due pezzi non sono mai stati insieme in maniera indissolubile. Troppo spesso l'ambiente è stato dimenticato, è stato relegato a un punto dell'elenco puntato di cui si parla solo in campagna elettorale e poi per magia sparisce dai radar e non si capisce più perché c'è sempre qualcosa di più importante a cui pensare. Ecco, qui si parla tantissimo, in questi giorni siamo tutti molto preoccupati, si parla di sicurezza nella maniera sbagliata, nella maniera assolutamente più sbagliata. Si parla di sicurezza mettendo i poveri contro i poverissimi, gli uni contro gli altri, sbagliando completamente il nemico e il responsabile di questa situazione. Allora io vorrei chiedervi, ma quale sicurezza ci può essere se non si parla di 100.000 ettari di territorio che devono essere bonificati perché sono stati aggrediti, qui lo sapete bene, da un'industria che ha saccheggiato a mani basse i territori, ha lasciato veleni e molte volte anche scappata, lasciando persone senza lavoro e senza riparare del danno fatto. Sono 6 milioni di cittadini italiani che vivono in zone fortemente compromesse dal punto di vista ambientale, con curve epidemiologiche molto importanti, con malattie molto importanti, con una mortalità incredibilmente più alta che nelle zone salubri. In questa zona del Veneto conoscete molto bene il problema della qualità dell'aria anche, ma in tutta Italia ci sono moltissime città che hanno sforato i limiti della qualità dell'aria per troppi giorni all'anno e sono 90.000 i morti che ogni anno l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha correlato in maniera scientifica all'inquinamento dell'aria e la Comunità Europea ci sta richiamando e probabilmente entreremo in procedura di infrazione, dovremo pagare quei soldi che non abbiamo investito per migliorare la qualità dell'aria delle nostre città, li pagheremo sotto forma di multa. La Germania è nella nostra stessa condizione e sta cercando il modo di rendere gratuito il trasporto urbano nelle principali città per decidere di investire piuttosto che pagare una multa e migliorare finalmente la situazione della qualità dell'aria. Chi è che ha preso in mano questa cosa? Chi è che ne sta parlando? Chi è che la sta mettendo davvero in alto nelle priorità e la correa alla sicurezza delle persone e dei cittadini? Siamo soltanto noi che facciamo questo lavoro e abbiamo la grandissima responsabilità di non dimenticarcelo mai, né in campagna elettorale e né in qualsiasi scelta che faremo dal giorno dopo le elezioni. Il consumo di suolo, qui c'è un consumo di suolo spaventoso, lo sapete benissimo, in Veneto ha superato il 12% del territorio, che è la seconda valore italiano più alto dopo la Lombardia. La media italiana, che è già altissima, è del 7%, quindi 5 punti percentuali più bassi, e quella europea è del 4%. Quindi qui veramente si è aggredito il territorio in una maniera incredibile. E oltretutto abbiamo 7,5 milioni di italiani che vivono in territori a rischio idrogeologico e con le grandi opere inutili e criminogene, con l'impermeabilizzazione dei suoli che stiamo portando avanti in questo paese, non facciamo che aggravare questa situazione. C'è un rischio sismico importante in questo paese, c'è un abusivismo edilizio che non viene fermato, addirittura c'è chi lo invoca ancora, chi si inventa l'abusivismo edilizio di necessità. No? E addirittura ecco, questa cosa secondo me è proprio sintomatica del declino politico del nostro paese. Berlusconi ha detto che vuole fare un nuovo condono edilizio che è una scelta criminale, come è stata giustamente e immediatamente identificata da Piero Grasso appena uscita fuori, per finanziare cosa? La flat tax. Quindi rubare ancora beni comuni, saccheggiare beni comuni, saccheggiare la qualità della vita di tutti i cittadini per regalare ai ricchi, con una specie di Robin Hood impazzito che fa il contrario del lavoro che avrebbe dovuto fare. E questa situazione ovviamente non può che essere aggravata dai cambiamenti climatici, perché i cambiamenti climatici sono già in essere e i cambiamenti climatici provocano dei fenomeni meteorologici estremi che abbiamo visto, che conosciamo, che con il suolo impermeabilizzato rendono ancora più critico e ancora più gravi danni e paghiamo uno scotto di danni in termini di vite umane, in termini di distruzione di attività imprenditoriali, di edifici, incredibile ogni anno e non siamo ancora in grado di investire. Ecco, rispetto a tutta questa situazione che non è certo edificante e non è certo esaltante, quello che volevo dire oggi a nome di tutta Liberi Uguali è che la buona notizia è che abbiamo un piano. Abbiamo un grande piano verde per ribaltare completamente questa situazione
e per portare avanti con competenza e con serietà, perché questi temi non basta evocarli, bisogna anche avere in mano le strategie, le tattiche, i modi per portarli avanti, appunto le competenze interdisciplinari e molto strutturate per fare veramente un cambio radicale dell'economia, della società, che ci porti nel 2050, come si diceva giustamente prima, ad essere un paese completamente libero dalle fonti fossili, dal petrolio, dal carbone e dal gas. Del gas, ancora si parla del gas come le grandi infrastrutture di questo paese, no? Il gas deve essere superato entro il 2050, mancano solo 30 anni, come si fa a investire tutta un'infrastruttura paese su una cosa che fra 30 anni non dovremo usare più? Qualcuno me lo dovrebbe spiegare. Noi dobbiamo essere in grado di fare un grande piano del clima che non può essere in mano solo al Ministero dell'Ambiente, che poi non ha voce in capitolo con gli altri ministeri. Ci vuole un governo alto, interdisciplinare, in sede al Consiglio dei Ministri o comunque un organo che tenga insieme tanti ministeri, perché bisogna parlare di rivoluzionare completamente i trasporti e le infrastrutture, bisogna parlare di una mobilità completamente nuova, di un'agricoltura, come si dirà dopo l'allevamento, tutte le attività produttive, oltre naturalmente il sistema energetico. E questo ci libera anche dai ricatti dei dittatori che tengono in mano i rubinetti delle risorse fossili di cui noi ci nutriamo e per le quali si devastano quei paesi da dove poi scappano le persone a cui noi chiudiamo la porta quando vengono a chiedere sicurezza, quella vera. Ecco, noi abbiamo un piano e sappiamo anche da dove prendere i soldi per finanziare questo piano, perché in questo paese ci hanno detto per anni che le rinnovabili costano troppo, che sono un lusso, che sì, vabbè, però voi ambientalisti siete un po' fricchettoni e non sapete fare i conti, e poi adesso scopriamo con dati del Ministero dell'Ambiente che sono 16 miliardi di euro di soldi dello Stato che ogni anno vanno a sovvenzionare le attività dannose per l'ambiente. Sapete quanti sono quelli che vanno a finanziare le attività positive per l'ambiente? Di meno, guarda caso. Il mercato è truccato, ma dalla parte sbagliata. Ci hanno cercato di far credere il contrario per anni. Abbiamo questi 16 miliardi da riallocare in alcuni anni e vogliamo anche introdurre una fiscalità diversa che tenga conto dell'impatto ambientale delle attività, una carbon tax che sostenga e quindi alleggerisca quelle imprese che hanno un beneficio sul territorio, che fanno del bene al paese, e invece spinga le altre imprese a riqualificarsi, a convertire la propria produzione per evitare di pagare una tassa che poi serve perché quel tipo di industria fa dei danni che vengono pagati quotidianamente da tutti noi. Tra la carbon tax e i sussidi per spostare alle fossili noi abbiamo la possibilità di sovvenzionare questo grande cambiamento di cui abbiamo bisogno. Quindi la buona notizia è che sappiamo come fare e la buona notizia è che questo, secondo noi, può dare quella importantissima cosa che manca in questo momento a questo paese tantissimo, e che è la speranza in una visione, la speranza di poter arrivare in un luogo dove si viva bene, dove ci sia un benessere diffuso che non è un benessere economico, è un benessere sociale, un benessere esistenziale, guardarsi la sera davanti allo specchio e pensare però non è male quello che sto facendo e quello che ho intorno. E su questo credo che noi abbiamo un'enorme responsabilità che viene sintetizzata perfettamente dalle parole di Naomi Klein, che dice che la politica odia il vuoto. Se non è pieno di speranza, qualcuno lo riempirà di paura. A noi sta non permettere che accada. Grazie.